somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again, but I break loose. My head is giving me life or death. Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici. Siamo una TV da sempre di territorio e siamo in un luogo che è territorio ed è veramente una bomboniera del Friuli. Con il nostro Giandomenico Ricci vogliamo mostrarvi molte cose qui da Valle Sofumbergo, dove si celebra Sua Maestà la Castagna, e guardate che cosa c'è da questa parte, che visuale straordinaria. Chi verrà in queste settimane in questo incantevole paese del Friuli, che cosa si gusta, oltre ovviamente alle delizie di questa manifestazione. Gianfranco Speccia è il presidente della Proloco Valle Sofumbergo. Ben ritrovato Gianfranco. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Benvenuti qui a Valle, benvenuti alla 41esima edizione della Festa del Castagno e del Miele di Castagno. Anche quest'anno la nostra piccola borgata apre le sue porte, come dicevi bene tu, alla castagna, frutto principe del nostro territorio. La Proloco di Valle è un'anima del territorio, è presidio del territorio e si adopera da più di 40 anni per questa piccola borgata. Come dicevi, avete mostrato un bellissimo panorama. Valle è conosciuta anche come il balcone sul Friuli, perché qui, guarda, il tuo sguardo può spiazzare fino al mare. Valle anche, diciamo, anche con l'idioma locale si dice Pozzircu, che vuol dire sotto la chiesa, testimonianza che circa 1000 anni fa c'era una chiesa sul monte San Lorenzo. Senti, ecco, intanto perché questo binomio Valle e la Castagna? Salendo da queste parti ne abbiamo visti di castagnetti, però... Beh, molto semplice. Diciamo che i nostri soci fondatori a fine degli anni 70 hanno voluto riscoprire una tradizione sulla castagna che era uso e costume diciamo, il parroco storico di Valle degli anni 40, Pretoni, che prima della guerra e dopo la seconda guerra mondiale lui era un prete un alpino, e offriva le castagne ai militari, alla gente del paese, in senso di convivialità, in senso di festa, e noi abbiamo cercato di riprendere questo senso di festa e di riproporlo alla fine degli anni 80 e dopo logicamente rimodulandolo gradualmente in questi 40 anni. Logicamente Valle, dopo la Proloco, la castagna, come dicevamo prima, ne fa da padrona, perché l'offerta gastronomica è importante, si basa sulla castagna, ci sono tante offerte gastronomiche come le crespelle, il filetto alle castagne, la vellutata alle castagne e il frico delle castagne anche, piatto principe della nostra regione, e 10 tipi di dolci alle castagne. Franco, che stagione è per le castagne? Ce ne sono, non ce ne sono? Allora, sappiamo tutti che purtroppo l'estate è stata molto difficoltosa dovuta alla siccità. Allora, le castagne del luogo, la cannaluta è una castagna molto resistente, una castagna, ci troviamo a circa 700 metri di altezza, perciò è una castagna che è piccola, che all'interno del suo riccio ce ne sono 3. Ci sono poche castagne, però la qualità è veramente ottima. Ecco, noi abbiamo già visto con le immagini del nostro Giandomenico Ricci il ben di Dio di questo luogo, ma quanta gente vive a Valle Sofumbergo? Allora, Valle di Sofumbergo, diciamo una decina di persone, purtroppo dopo il terremoto sappiamo che la nostra zona pedemontana in Friuli ha sofferto. Diciamo che adesso c'è un ritorno, vedo tante persone, tanti figli che stanno riacquistando le case per il periodo estivo, e questa è una bella cosa. Però durante la festa, Daniele, ti dico che ci sono circa 90 amici che collaborano per la nostra kermesse. Questa è una maglia gialla che vi identifica? Allora, colore giallo e colore marrone, sono 2 colori che ha scelto il nostro storico presidente Aldo Dri. Il marrone logicamente la castagna e il sole, e il giallo è il sole che splende su Valle sempre. Tu sei un presidente molto giovane.
Ma diciamo di sì, grazie che mi dai del giovane. Beh, ma voglio dire, da voi dominano la Allora, gioventù. assolutamente sì, i nostri soci fondatori hanno sempre creduto nelle nuove leve, dando a me questo incarico un po' di anni fa, prima di me Marco, anche lui presidente giovane, credono alle nuove leve. C'è un bel mix di generazioni all'interno della nostra Proloco. Diciamo che anch'io ho portato. Abbiamo la terza generazione all'interno della Proloco, io ho le mie figlie di 27 e 20 anni che collaborano attivamente, l'ultimo prolochino mio figlio che ha 15 mesi. Prolochino, quindi vedete che cominciamo a sentire i termini tipici di questo luogo. Ho già visto delle persone con il tipico abbigliamento da motociclista, quindi qui a Valle Sofumbergo arrivano le famiglie, ma arrivano anche le persone che vogliono affrontare questa altitudine con la motocicletta, e ci sono già diverse autorità che sono venute da queste parti per salutare questa edizione che si è consolidata. Vado dal consigliere regionale Sciaurli, che questi luoghi li conosce molto bene. È casa mia ed è un orgoglio essere qua, è un orgoglio essere qua a testimoniare non solo vicinanza ma ringraziamento a una Proloco come quella di Valle, perché credo tutte le Proloco sono degli esempi, ma la Proloco di Valle credo sia un esempio ancora più importante, ha ridato vita sostanzialmente a questa piccola frazione, l'ha resa quella che è oggi e ogni anno mantiene questa festa, e devo dire che anche l'amministrazione comunale in passato si è attivata proprio perché la Proloco ha ridato vita alla frazione, quindi credo che sia davvero un esempio positivo che fa conoscere i prodotti del territorio, fa conoscere le bellezze del nostro territorio e ha rilanciato e ridato vita a una frazione. Qui vivono solo 10 persone. Qui vivono solo 10 persone e vedete come si anima per queste settimane di festa, vivono 10 persone in maniera continua, ma le persone che danno una mano, i volontari, quelli che vedete con la maglia gialla, sono persone che hanno cominciato a amare il nostro territorio, vengono qui fino a settimana, lo curano, puliscono i sentieri, si preoccupano della raccolta delle castagne, fanno didattica ambientale per i nostri ragazzi, quindi davvero al di là di viverci 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana, hanno ridato vita a questo territorio e lo vivono e lo sentono come loro. Grazie a Sciaurli, grazie per la sua testimonianza. Dino Persello, cosa fai da queste parti? Da queste parti festeggio e celebro ogni anno la più piccola Proloco d'Italia. 11 abitanti in questo momento a Valle di Sofumbergo, 3 nativi di Valle fanno parte del consiglio di amministrazione. Proloco più piccola d'Italia, che è stata battezzata proprio ai tempi in cui frequentavo la segreteria delle Proloco regionali, guidavo la segreteria delle Proloco regionali. Senti, piccolo è sempre bello. Piccolo è sinonimo di creatività, perché ci si deve arrangiare. Nella sede della Proloco Valcolvera a Frisanco, una sede modesta, un prefabbricato del dopo terremoto, anche spoglia, però un grande calore, emanava un cartello dietro la scrivania del presidente, che non era altro che un tavolo di sagra, e la poltrona del presidente che era una panchina di sagra. Il cartello diceva così, nella variante orale cadorina della Valcolvera: i sen che sen, i fasen quel che poden, con quel che avvenne. Beh, questo calore che arriva da questo cartello la dice tutta sul piccolo proprio. Ci si deve arrangiare con quello che si ha. Dino, che cosa hai tra le mani? Ho una filastrocca molto breve ma molto sentita, e una filastrocca a messaggio, filastrocca Proloco. In questo momento di difficile gestione dell'associazionismo, dove ad esempio mancano i ricambi, mancano i giovani, e questo è un appello a un bambino. La posso leggere? Certo. Dura 20 secondi. Quante volte di gran fretta vedo uscire mio papà con la mamma che sbuffando gli domanda dove va. Lui correndo gli risponde: ho riunione alla Proloco, che ci manca ancora un cuoco, la cassiera ed un furgone. C'è da preparare la festa, i permessi per l'orchestra, per i chioschi la cucina e quant'altro non si sa.
questa poi è stupenda, questo passaggio è meraviglioso. La Proloco, figlio mio, dona un'anima al paese, non ti fa sentire solo e ti rende più cortese. Ma cos'è questo Proloco che attira come un gioco? Anch'io che sono piccino lo vorrei proprio sapere. 1000 bande per le strade, 1000 giochi di bambini, 1000 balle, 1000 feste per sentirsi più vicini. E papà me l'ha spiegato mentre accanto al mio lettino, carezzandomi il capino, mi faceva addormentare. Ho capito, dico io, che gran cosa è la Proloco e da grande a questo gioco voglio anch'io partecipare. Bimbo mio, devi sapere che è la fiaba di un amore per la gente, la tua terra, il tuo paese. Mentre al sonno mi avvicino, sono felice, sono contento, la Proloco che portento e felice mi addormento. Una filastrocca scritta nel 2002 in occasione di un convegno nazionale a grado, 2000 persone dalle 20 regioni italiane, e che ha fatto il giro dell'Italia, in pratica, scritta da me appunto 20 anni fa. Senti, che cosa rappresenta per te il mondo Proloco? Il mondo Proloco è il cuore di una comunità, quindi delle comunità. Oltre 200 Proloco in questo momento in Friuli Venezia Giulia a fronte di 215 comuni, quindi una capillarità enorme, senza associazionismo, soprattutto quello Proloco. Una comunità va allo sfacelo. Dobbiamo lottare in questo momento proprio a livello di ricambi, perché è una tragedia sentirsi dire mancano i volontari, è gravissimo. Le comunità sono il nervo portante della nostra regione, i nostri paesi. Sapere che ci sono difficoltà future a livello di ricambio fa molto male, quindi chi dirige, chi guida oggi il movimento regionale, soprattutto delle Proloco, deve impegnarsi in questo campo, ristabilire un discorso aggregativo nei nostri paesi, altrimenti la cosa diventa molto molto complicata. Grazie a Dino Persello, e vedete che questo borgo, e lo ricordava Dino Persello, qui c'è la Proloco più piccola d'Italia. Vediamo tanti volti sorridenti e c'è la voglia di tornare alla normalità con questo Covid che di fatto ci ha silenziato tutti gli eventi paesani che di fatto si svolgevano per tanto tempo e senza nessuna interruzione. Noi adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui da Valle Sofumbergo. My heart is under arrest again, but I break loose. My head is giving me life or death. Seconda parte di questa diretta che stiamo realizzando qui a Valle Sofumbergo. Siamo veramente a 2 passi dal piccolo, quasi intimo campanile di Valle Sofumbergo. Sembra che proprio la cima si possa toccare con un dito. Qui invece non hanno toccato il campanile. Ma cos'è? Un panettone? È una focaccia con le castagne oppure c'è una crostata con la crema di castagne. Buonissimo tutto. Da dove arriva? Noi arriviamo dalla Bassa Friulana, da Carlino, Castions. Avete fatto qualche... Volta che veniamo qua. Siamo venuti a sperimentare questi nuovi posti. Già la visuale, diciamo che vale per pagare il biglietto, no? Sì, tutto super. Adesso partiamo dal dolce per dopo pranzare e dopo vediamo... Sì, amore. Che cosa dice la creatura? Vuole salutare anche lei. Guarda, se tu ti giri... Come ti chiami? Alice. Alice, se tu ti giri, guarda, verso lo zio Ricci, Alice, chi vuoi salutare, Alice? A chi vuoi dire ciao a tutti? Sì. Ciao a tutti, allora. Ciao a tutti. Ma quanti anni hai, Alice? 2. Ma vai all'asilo, allora? No. Sì. Marini già all'asilo? No, dove? Sì, sì, Marini l'asilo? Sì. Ho capito. Qualche volta per Ma stare tu con- hai il moroso? No. No. E neanche non lo vuoi? No. Perfetto, single da piccolina, quindi... Ciao Alice. Ciao. Manda un bacino a casa, vuoi mandare un bacino? Manda un bacino. Alla nonna, al nonno. Come si chiamano i nonni, Alice? Nonna Manni, nonna Franca. Sì, dai. Perfetto. Grazie e buona domenica. Pezzarini, hai visto? Alice ha mandato un bacino. Te l'ha mandato anche a te idealmente, Pezzarini. Grazie, buongiorno. Come stai? Bene, grazie.
Valle si sta sempre bene. Ma si vede, Siamo in un posto straordinario qui in mezzo ai colli orientali del Friuli, dove da 41 anni si svolge questa manifestazione che è cresciuta anno dopo anno. Qui questo borgo sarebbe stato completamente abbandonato se non ci fosse la Proloco, una piccola Proloco, la Proloco più piccola del Friuli, forse la più piccola Proloco d'Italia, un gruppo di persone che hanno piantato le radici qua, che sono attaccate, che ci mettono tutto l'anno entusiasmo, passione, ci mettono il cuore per tenere vivo questo borgo. Parlavo prima con qualche persona che ha visto nascere questa manifestazione, mi spiegava come era nata su questa piazza, qui c'era la terra. Due tavolini, vedete adesso come è arrivata questa manifestazione. La capacità ogni anno di innovarsi mantenendo la tradizione, proporre prodotti di qualità. Scusami Presidente, è resistere, perché nonostante... Esatto, nonostante quello che sia successo, hanno saputo superare difficoltà, problemi, questa manifestazione non è mai stata annullata, è stata ridotta, riorganizzata, ristrutturata, però non si è mai annullata. Quindi è un esempio per tutto il movimento delle Proloco. Grazie a Walter Pezzarini, che adesso lo lasciamo perché c'è la fase dei discorsi, la fase inaugurale. C'è il sindaco che non può mancare in queste manifestazioni, Claudio Zani. Dicevo che ai signori che sono arrivati dalla Bassa Friulana, non ci fosse la sagra, basterebbe, vale il prezzo dei chilometri solo la visuale. Solo la visuale. Venerdì mattina ero qua alle 7 del mattino a portare su il vino e mi sono posizionato proprio su questo scorcio di Friuli, veramente il balcone sul Friuli Valle. Valle è un piccolo paesino del comune di Faedis che nei 3 weekend di ottobre diventa diciamo, arrivo di tante persone da tutto il Friuli per una festa delle castagne molto importante per il territorio. Venerdì scorso in Comunità della Montagna abbiamo presentato un progetto sulla valorizzazione delle castagne delle valli del Torre e Natisone per valorizzare le castagne autoctone tipo il marrone friulano e la canalutta, no? Un progetto fatto con l'ERSA che darà un nuovo diciamo, sprint a questo territorio con questa nuova cultura. Ecco. Grazie al sindaco di Faedis, vedo che c'è anche il presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin, così veramente 2 secondi. Presidente, ma intanto le chiedo quanti chilometri fa? Al giorno? Ma diciamo in un anno, l'ultima previsione siamo sull'ordine di quasi 90-100.000 chilometri all'anno. Si dice che Zanin è praticamente dappertutto. Ma guardi, credo che adesso non voglio fare esempi che siano esagerati, ma la regina Elisabetta, che era un'altra che era presente dappertutto, gli fu chiesto: ma maestà, ma lei perché è sempre dappertutto? Il ruolo ormai ce l'ha. E lei disse: no, per rispettare proprio il ruolo, cioè la gente mi vuole vedere, la gente vuole vedere le istituzioni, ha piacere in qualche modo che le istituzioni siano in mezzo alla comunità. E io insomma cerco modestamente, nel mio piccolo, di fare questo, cioè di portare l'istituzione regionale, il Consiglio regionale, in tutti i posti dove la gente lo richiede, perché penso che sia questa la nostra missione, sia il nostro impegno, ma sia anche, voglio dire, un modo per avvicinare i cittadini all'istituzione. Cioè, se trovano il presidente in una sagra piuttosto che in una partita di volley o in un concerto, la gente ha più facilità anche di avvicinare e di far sentire le proprie esigenze. E noi su questo, almeno io, le raccolgo e poi cerco di farle diventare o una legge o una proposta di legge o comunque una risposta alla comunità. Quindi la presenza è funzionale, insomma, alla responsabilità del ruolo. Ecco. Zanin, ma nei boschi di Talmassons ci sono le castagne? Lei sa che c'è questo bellissimo biotopo tra Flambro, Virco, insomma anche lì qualche castagno c'è, però non tante quante qui a valle, che è un posto straordinario, bellissimo, è veramente il balcone del Friuli, insomma bisogna dire che questa Proloco, la più piccola d'Italia, ha anche, voglio dire, grande capacità di tenere insieme la comunità. È bello stare in queste parti, vuol dire che c'è un Friuli che resiste anche in zone difficili dal punto di vista ambientale, ma resiste perché è legato fortemente alle radici e alle tradizioni. Grazie Pier Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale, lo lasciamo. Io voglio andare un attimo da questo signore che, guardate la comodità,
È proprio comodo e io chiederò se posso sedermi accanto a lui. Allora, intanto guardate l'eleganza di questa panchina che sembra essere nata in questo paese. Ma lei da dove arriva? Da Tarcento. Semplicemente da Tarcento. Ma rilassiamoci un attimo. Ma sì, meglio di così. Ma lei che cosa aspetta? La corriera no, perché qua non... No, aspetto la figlia, la moglie. Adesso... Ma dov'è la figlia? La figlia può venire qua, ci lasci da soli. Quanti anni ha sua figlia? 14 appena fatti. Sì. Senti, che cosa mangerei a Valle Sofumbergo? Ma ho già guardato il menù. C'è una sorta di premeditazione. Sì, sono già partito col menù. Pensavo al salame con la cipolla. Una roba leggera. Sì, tanto abbiamo fatto 2 passi. Senti, Tarcento la conosco bene, non scherza neanche quella come visuale. Anche a Tarcento abbiamo veramente delle visuali straordinarie, verso il Friuli, da Coia a tutta la parte della Bernardia, insomma. Anche qua però proprio il balcone sul Friuli, il classico che proprio merita sempre annualmente una gita. Sì. Buona domenica. Grazie altrettanto. Allora, lo abbiamo avvicinato, c'è questa signora che sta cercando... Signora, buongiorno. Venga qua, no, ma non mi scappi perché ho... Allora mi fermo... Buongiorno. Lei da dove arriva? Da Codroipo. Ma lei che origini ha? Romania. Ma in Romania ci sono le castagne? Certo. Ci sono. Una battuta, chiaro? No. Sì. Cosa mangerà a Valle Sofumbergo? Inizio le castagne e poi mangeremo un po' di... Nella sua lingua auguriamo buona domenica e buona festa delle castagne. Come si dice? Duminica plăcută și poftă bună. Quindi, avete capito? Anche il nostro amico rumeno vi augura una buona domenica. È la prima volta che viene da queste parti? No. Quasi 10 anni quando vengo. Cosa fa in Friuli? Autista, camion. La saluto e grazie. Grazie mille. Buona giornata. Come si chiama? Michele. Salutiamo Michele e vedete che in questo momento, grazie a lei, c'è il taglio del nastro con tutte le autorità che abbiamo incrociato. Questi signori secondo me sono arrivati in moto, mi sbaglio? Siamo arrivati proprio in moto. Che moto hai? E posso fare la pubblicità? Certo. Quella Kawasaki giapponese. Da dove arrivi? Pordenone? Azzano Decimo, questo- Pordenone. Abbiamo dei colleghi che sono di quelle parti, c'è questa cadenza che... Sì, questo dialetto simile al Veneto, no? Siamo giusti al confine lì. Ma sei da solo? No, abbiamo tutta la compagnia, guardi lì. Allora, ecco, vediamo le creature. Guarda dalle donne che sono timide. Vede che... Presentamele, no, perché tanto ormai non possono scappare, quindi presentamele tu. Guardi, e le presento Elena, Marisa e mia moglie Olivia che si nasconde perché... Dov'è Olivia? Allora io voglio partire da Olivia perché mi piace tanto il nome. Olivia, ma non puoi abbandonare. Come sta? Bene, grazie. Che menù prevediamo oggi? Guardi, siamo appena arrivati, non ho idea di che cosa prenderemo, ma sicuramente qualcosa a base di castagne, insomma. Come sono i tornanti per arrivare qua? Abbastanza leggeri? Sì, molto bella comunque la strada, nonostante tutto molto bella. È la prima volta che viene a Valle Sofumbergo? No, questa è la seconda, siamo venuti diversi anni fa con altri amici ed è molto bella. Allora io vado da questa parte, scusa Gian Domenico se ti faccio fare le corse, siccome ho promesso che vi faccio tutte, no si rilassi, alla salivazione a zero. No, come? Cosa mangia? Cosa mangia? Castagne. Basta? Basta. Dove arriva? Azzano Decimo. Sarebbe un gruppo di Azzano Decimo. Sì, siamo un gruppetto, sì. Dove è andata la signora? È andata? È sparita. Hanno uno scatto quasi atletico? Sono sempre più timide. Le donne sono sempre più timide. Quando vogliono loro. Quando vogliono loro. Poi arriviamo a casa e giù. Quindi così vi presento. Ti chiami? Claudio. Che moto hai? Honda Transalp. Daniele. Il nome, come il mio. Bel nome, grande. TDM 900. Bello salire qua, eh? Tornanti sono abbastanza... Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Dicevano che siete venuti altre volte, qua è la prima. No, non è la prima volta, siamo già stati un paio di volte un po' di anni fa. E l'occasione di Fabio, che sapeva che oggi c'era la festa, ci ha portati qua e siamo qua. Allora, io direi che possiamo, grazie e buona domenica ragazzi a questo gruppo di Azzano Decimo, credo che possiamo andare in pubblicità caroggiando, quindi noi adesso ci fermiamo ancora, qua veramente potremmo realizzare
altro che un'ora di trasmissione, però purtroppo, come si dice, il tempo è tiranno. Andiamo in pubblicità. Terza parte dello scrigno, abbiamo salutato prima un amico rumeno, adesso sentivo che parlava con la sua lei, con una RR che non è una R, è unica. È unica, è una area del sud dell'Albania. Esattamente dove, caro? È zona Saranda, Vallona, sotto Vallona. Dove ci sono le castagne o no? No, castagne non abbiamo tante. Io vi ho visto prima che vi tenevate per mano. Perché a volte mi vuole bene. A volte ti vuole... Ma lei chi è? Scusa, presentamela. Allora è Silvia, la mia compagna da una vita. E anche lei di... No, lei è di qua, l'ho trovata qua. Trovata sembra nell'uovo di Pasqua. Sì. Dov'è? Di Udine. Com'è nato questo rapporto? Cioè, come vi siete colti in castagna? È in vacanza. In Albania? No, in Grecia, tantissimi anni fa. Però anche lei ha la R. Allora, perché è di Parma, così siamo trovati, ero io, era lei. Come Alsi? Come? Lui c'ha già l'accento friulano. Ma ha sentito che la R? Cosa avete mangiato? No, Ancora niente, siamo appena arrivati. Adesso. Siamo appena arrivati. Cosa fa? Che lavoro fa lei? Io impiegata. Elettricista. Tipo elettrico? Sì. Senti, e quant'è che state assieme? Da, non so, 12 anni. Non farmi così perché sennò sembra... Non si contano gli anni, sono tanti. Ho capito. E Valle è la prima volta che la vedete? No, io vengo spesso perché vengo in bici qua. Così oggi era una giornata libera, con l'occasione della sagra abbiamo detto di venire. Senti, siccome io spingo sui sentimenti, se non vi dà fastidio, invito quando mi va a scambiarsi, non un segno di pace perché sennò saremo in chiesa, uno scambio d'affetto. Vuoi dare un bacio a lei? No, ma quello lì sì, ma io stavo per dargli prima, ma... Come si chiama? Quindi abbiamo bisogno di messaggi positivi. Positivi oggi per la sagra e per la nostra zona è una bellissima festa. Grazie ragazzi, buona domenica. E voi invece? Noi siamo friulani. E arrivate da? Arriviamo da Monfalcone, da Staranzano per l'esattezza. Visiacaria? Però siamo friulani tutti e due. 52-3 anni che siamo. Com'è sto uomo? Benissimo, ci siamo trovati da subito benissimo. State assieme da quanto? Da quant'è che state assieme? 53 più il primo, 60 anni. Quante volte le ha cucinato le castagne a suo marito? Tante volte, le castagne sì. Staranzano, mi scusa, non ci sono mica castagne. No, non ci compra e... Sì, è l'unica cosa che cucina. Guardate, quelli di prima li abbiamo visti per mano e questi sono a braccetto, si dice. Vuole darle un bacio a suo marito, signore? È un sostegno questo braccetto. È un sostegno? È un sostegno. Vuole dare un bacino? Perché noi dobbiamo mandare ai nostri telespettatori questi messaggi, che c'è anche l'amore. Come ogni mattina e ogni sera vuol dire. Datevelo caro. Grazie Ricci per aver... Diranno i nostri amici. Superati gli 80 posso anche dargli i baci. 80 anni? Sì. Hanno fatto la festa. Lì mi manca un pochettino. Godetevi la domenica. Ciao ragazzi, arrivederci. E noi vedete che andiamo, non dico a caso, ma vogliamo anche un po' improvvisare. Caro Ricci, se tu non sei d'accordo, ecco, questo è uno dei capannoni che caratterizzano questa festa. E guarda, qui di fatto si stanno... Signora, buongiorno, le do fastidio? Posso andare da lei? Posso sedermi 2 secondi? Perché... Allora, siccome in questa trasmissione è la prima volta che vediamo oggi, come sono queste castagne? Buonissime, ne assaggi una. Mangio dopo perché sennò signora ho delle difficoltà dopo nel parlare con i nostri Buone cotte precise, buonissime cotte buonissime. Dove arrivate? Carlino Zugliano. Pascia. Carlino sul mare? Sì. Venite sempre a Valle Sofumbergo? Qualche volta, non sempre. Qualche volta. Ma voi vi fate la domenica solo qua o avete altre tappe? No, veniamo qua, facciamo un bel giro e poi si torna a casa. Lei è la sua figlia. Sua mamma? Certo. Com'è sua figlia? Come si comporta? Così.
Devo, perché dopo le sento. No, ma io... No, è una bravissima ragazza, tenera. Diciamo che è la figlia che ogni madre avrebbe voluto... Sì. Questa è una dichiarazione d'amore. Lei si chiama? Daniela. Bellissimo nome, che io mi chiamo al maschile. Gloria. E invece la mamma com'è? Brava. E paziente perché mi sopporta. Una rompi... No. No, lei dico, non so. Sì, parecchio. Che lavoro fa? Lavoro in un negozio, in una multinazionale. Quindi ha bisogno anche di rilassarsi il fine settimana. Bisogna staccare un po'. Grazie. Buona festa del... Cos'è, ribolla? Certo. Ve la consiglio. Buona domenica. Arrivederci. E questa era madre e figlia. Sentite che qui si gratta e quindi le castagne sono in via di preparazione. Qua ritengo sia... Signora, non mi guardi con sospetto? È vostra figlia? Mi autorizzava, che penso che non abbiano 18 anni, ma cosa stai bevendo? Il succo di mela. Non lo sapevo, te l'ho chiesto apposta. Hai mangiato già le castagne? Sì. Siete di? Basiliano. E vedete Carlino, Marano, Staranzano, Valle del Sofumbergo, 10 abitanti, di fatto attira gente da ogni dove. Beato tra le donne. Ti metteresti al mio puesto ogni tanto. Resta al me puest, benedetto. Tu sei la più grande, no? Sì. Che ne hai? 16. Ma sei più legata al papà? Mi dà fastidi tutto, cioè guardate la maglietta. Com'è questo papà? No, è un bel papà, gli voglio bene. Sono legata a tutti, non ho preferenze. Avete visto come si è irrigidita? Quindi del tipo, per me sono tutti e due uguali. Buona domenica. Ciao. Allora vediamo se c'è una persona ad attenderci, non prima di aver beccato questo, che arriva da... Mattignacco. Ecco, stiamo beccando a caso, Ricci? Dov'era? Ti ho visto accompagnare. È timidissima. Sì, ho visto che è già andata. Sei appena arrivato? Sì, appena arrivato. Per te Valle Sofumbergo è fondamentale, nel senso che... Una tappa regolare da almeno 10 anni a questa parte. Ho anche lavorato qua a Faedis, quindi conosco un po' di persone. È un bellissimo posto, almeno una tappa all'anno è dovuta. Grazie. Salutiamo questo amico di Martignacco. Buongiorno. L'ho già intervistata, signora? No. Ho tentato, adesso che lei è seduta, lei è incastrata. Cosa sta bevendo? Ribolla come se non ci fosse un domani? Ribolla, bravo, sì. Le castagne? È andato a prendere il marito. Si chiama, signora, suo marito? Sergio. E la mora chi è? È una nostra amica. E siete arrivate da dove? Da Codroipo, Camino. Codroipo, vedete, qua siamo nel cuore del Medio Friuli. Signora, lei si ferma alle castagne o esageriamo? No, esageriamo. Oggi la grigliata, la torta di castagne. Siamo venuti apposta per mangiare. Ma lei che origini ha? Rumena. Abbiamo sentito prima un altro suo Mio marito. Chiedo scusa. Sì. Figo, cioè abbiamo augurato la buona domenica in rumeno, quindi... Mi ha detto. L'ha già riferito. Sì. Lei sa fare le castagne, le fa a casa? Sì, che facciamo fuoco in cortile. Con la grigliata facciamo anche le castagne. Sono troppo buone per non farle, si approfittano. Buona domenica. Grazie Stia mille, bene, arrivederci. E vedete, questa sembra Biancaneve. Buongiorno signora. Ma io la vedo rilassata perché è in discesa. Sì. La salita l'ha già fatta prima? Già. Da dove arriva? Da Manzano. Ma lei da piccola andava a raccogliere le castagne? Sì. Dove la lavi? E con le nonne si andava nelle nostre valli del Natisone di che bandisli. Un po' per Purlan, un po' per italiano. Ma vabbè, siamo liberi, chi se ne frega? È arrivata da poco? Sì, adesso da un... Ma lei poi va giù con la zipline, è presente che robe che si va giù con la guardia? No, per l'amor di Dio, no. Va giù con le sue gambe? Tutto, esatto. Stia bene? Mandi, grazie. Arrivederci. Allora, vediamo se... io però vorrei andare, abbiamo solo 3 minuti. Buongiorno carissimo, da dove arriva? Io vengo da San Giovanni, i miei amici e mia figlia da Zurigo. Da Zurigo, sì. Quindi quant'è che non li vedeva? E come? Loro vengono qua 2 o 3 volte all'anno normalmente. Mia figlia, mio genero,
vengono da Zurigo, a questa festa veniamo spesso e volentieri. Aspetti che c'era un'ape che la stava aggredendo. Fare anche quella a dare un commento l'appe, no? Voleva dire, ognuno vuole dire... Senti, ma in Svizzera oltre alla cioccolata ci sono le castagne? Sì, ma sono quelle italiane che portano, o dal Ticino. Lei è venuta qui apposta per la festa di Valle Sofumbergo o viene a trovare il papà? No, a trovare parenti, vengo a trovare parenti e poi sì, vengo spesso anche qua a vedere le castagne perché mi piacciono, allora sì. Quanto si ferma? Quanto vi fermate? Una settimana, ci fermiamo una settimana. Perfetto. Dopo vedremo, torneremo il prossimo anno. Arrivederci e buona permanenza a Valle Sofumbergo. Ciao, arrivederci. Allora andiamo da questa parte, signora. Intanto questa è una fontana, quanti anni avrà? Questa è una fontana che avrà sicuramente 200 anni, credo, potrebbe. E questa è originale? Questo è un originale, sicuramente, un 200 anni ma ristrutturato, penso. Ecco, noi dove andiamo adesso? Adesso vi accompagno in un luogo dove l'acqua, diciamo, viene utilizzata di meno. Come si chiama lei? Io mi chiamo Di Gaspero Flavia. E mi rappresenta? Sono la rappresentante dell'associazione tra i viticoltori di Refosco di Faedis. Devo dire che le ho messo la domanda, lei però l'ha capita, capisce? Quindi qui non parliamo di acqua, parliamo di vino. Ecco, noi in questo minuto che ci separa dalla pubblicità e poi dopo la pausa entreremo in un luogo dove? Nell'Enoteca, dove i nostri amici di Valle hanno invitato diversi produttori, in particolare i viticoltori di Faedis, accanto a un altro paio di cantine, una di Torreano nello specifico e una di Cividale, dove potrete degustare quelli che sono i nostri autoctoni e naturalmente anche gli internazionali, che vanno ad accompagnare benissimo le castagne e anche tutto quello che offre la griglia, diciamo, di Valle. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità. Questa è Alice, no? L'abbiamo vista. Ciao Alice, senti, mi mandi tu la pubblicità? Devi solo dire pubblicità. Pubblicità. Amore, torna a dire com'è? Bene, piano. Si è rotta, ha detto pubblicità, ma comunque va bene perché così... Ciao Alice. Questa è l'Enoteca, cara Flavia Di Gaspero. Intanto quant'è che di fatto è operativa durante l'evento di Valle Sofumbergo? Dunque, l'Enoteca quando è aperta, la domanda è questa, dunque è aperta sempre durante tutti i weekend, che partono da questo weekend per altri 2 a seguire, e l'Enoteca è aperta proprio perché noi vogliamo a far accompagnare quello che viene offerto dalla cucina della Proloco Valle ai nostri vini, che trovo siano adatti a qualsiasi piatto proposto. Quante etichette sono rappresentate? Allora, qui abbiamo 7 etichette, 5 sono etichette di Faedis, mentre le altre 2 sono etichette, una del comune di Torreano e una del comune di Cividale. Chi sono queste 3 anime? Allora, queste belle ragazze, 2 e questo ragazzo. Allora, lui è Tonino, una colonna portante della Proloco Valle, senza il quale direi che mancherebbe veramente un pezzo. Si occupa in particolare del trovare, diciamo così, se si può dire, i vini, nell'invitare le aziende e poi nel gestire in particolare l'Enoteca. Poi le farei presentare, insomma io mi rivolgerei a loro per farle presentare, anche per far vedere i loro bei volti. Sono 2 persone molto brave di Faedis, una di Campeggio e una di Faedis. I nomi? Allora, i nomi, una è Nicoletta e l'altra è Michela. Nicoletta oltretutto è anche la presidente dei donatori di sangue di Faedis da tantissimi anni, quindi una persona che nel volontariato c'è, molto presente. E la Michela pure è una ragazza che io ho visto sempre presente ad aiutare le cose che si fanno sul territorio, le varie manifestazioni. Allora io vado, saluto la signora Presidente dei donatori. Nicoletta D'Andrea. Quante volte si è rivolta ai centri trasfusionali della serie? Quante volte ha donato? Io ho già preso la medaglia d'oro. Quindi siamo oltre ai 50.
E invece questa si chiama? Lei è la mia amica Michela. Michela, vista l'ora, che vino mi servirebbe? Allora, se lei non ha ancora pranzato, le proporrei un vino secco, quale può essere un friulano oppure una ribolla spumantizzata e bollicine. Se lei ha già pranzato, posso proporle un verduzzo oppure uno spirito del bosco. Allora, lo spirito del bosco, come dicono quelli molto più giovani, è tanta roba. Cos'è lo spirito del bosco? Lo spirito del bosco è uno schioppettino appassito. E questa signora bionda, chi è? Non so perché, ma ha l'aria di essere però, ho fatto il vocale che non c'era. Ne pa, venga, che ho chiesto prima. Lei è francese, signora, venga qua un attimo. Ha la casa da queste parti? Sì. Vive da sola qui a Valle Sofumbergo? No, io ho mio marito, sì. Adesso sono 40 anni che vivo qui in Friuli. Senta, però, che cosa hanno da invidiare i vini friulani rispetto ai francesi? Ma direi niente. Abbiamo capito, quindi i migliori siamo noi. Non dico i migliori, sono buoni anche quelli francesi. Condicio. Lei si chiama, signora? Francesca. E adesso, cara Di Gaspero, dove andiamo? Così chiudiamo in bellezza. Allora, io direi di accompagnarvi presso la cucina dove vengono prodotti degli ottimi piatti che stanno benissimo in abbinamento col nostro refosco di Faedis, ma anche col verduzzo tra gli autoctoni, senza dimenticarci appunto dei Merlot o dei Cabernet e del nostro friulano, e poi nel luogo dove vengono naturalmente cotte, arrostite le protagoniste di questa festa, cioè le castagne. Allora io vorrei chiudere, Giando, credo che l'abbia già notato, guardate questa finestra sul mondo, io da lì non esco, però vorrei mostrarvi, c'è quell'anconetta dove c'è quel vaso sul muro in pietra e quindi esteticamente ci siamo, e questa è una delle finestre che guardano al panorama di Valle Sofumbergo, dove è iniziata la festa delle castagne e si va avanti ancora per altri 2 fine settimana. Andiamo a vedere le castagne. Ecco, ci siamo spostati dall'Enoteca, questo è uno dei punti nevralgici della festa di Valle Sofumbergo. Massimo Speccia è, diciamo, responsabile, riferimento per la cottura delle castagne. Esatto, ciao, buongiorno. Allora, qua ci sono le varie, adesso mi sfugge il nome. I macchinari. I macchinari per cucinare le castagne, abbiamo 5 piccolini così e il cannone grande che fa un quintale di castagne ogni mezz'ora. Questo è stato inventato dai fondatori della Proloco qua. Possiamo aprire? Mio padre, Carlo Speccia, mio zio e tutti gli altri che c'erano. Quindi i padri fondatori di questa festa. Esatto. Possiamo aprire per vedere a che punto siamo? Si può? Quindi vedete che queste sono le castagne che devono essere ancora cucinate, e qui vedete che non c'è un posto vuoto in platea, e vedete che adesso fra pochi istanti dovremo vedere a che punto sono le castagne. In questo caso vedete si fa nel famoso cartoccio una porzione di castagne a questo signore, e dovremmo esserci, quindi vedete che si fanno i controlli per vedere, e io mi sposto da questa parte, controllo la posizione per aprire davanti, no? Quindi adesso aspetto che arrivi in punto giusto e poi controlliamo il punto di cottura, che sicuramente sarà indietro in questo momento. E quindi fra pochi istanti dovremo vedere a che punto sono le castagne di Valle Sofumbergo, che sono sicuramente, ma lo hanno fatto per noi e adesso verranno ributtate in cottura. Quindi queste sono macchine. Quanti anni ha questa macchina? Hanno minimo 38 anni. Sì, l'hanno fatte 2 o 3 anni dopo che hanno fondato la festa, ecco. E questa è la materia prima, ve l'abbiamo mostrata prima, grazie al nostro Gian Domenico Ricci, come il solito estremamente
è affidabile, perché vogliamo, quello che dico viene ovviamente mostrato e viceversa. Quindi vi auguro un buon... Dicevi? E abbiamo anche la macchina sempre inventata da noi che taglia direttamente le castagne. Ah, quindi queste sono già tagliate. Sono già tagliate. E noi buttiamo lì la materia prima dentro qua. Facciamo girare il macchinario. Questa è sempre stata inventata da Giovanni, Carlo, Mariano, tutti, Tonino, Sergio, tutti i fondatori della Proloco hanno creato questo. Aldo Dri, il primo presidente, hanno fatto tutte queste cose qua. Questa non l'avevo mai vista, quindi sappiate che se venite nei prossimi, cioè questo fine settimana ce ne sono altri due, le castagne che vi vengono servite vengono preparate e tagliate in questa maniera. E chiudiamo questa trasmissione dedicata alla festa di Valle Sofumbergo. Sono con Gianfranco Zucca. Ecco, questa è la cucina. Sì, qua è la cucina dove cuciniamo tutte le carni, salsicce, polente, facciamo dei primi. Abbiamo una vasta gamma di alimenti, patatine fritte. Come vedete è un'attività frenetica perché la coda si sta allungando sempre di più, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Via. Senti, questa è una tradizione che la coda si allunga sempre di più, perché fuori veramente c'è il finimondo. Sì, confermo. Il tempo permette l'afflusso di una mole che è abbastanza consistente di gente, per cui è così. Oggi è una di quelle giornate tipiche di Valle, dai. Senti, il menù quindi prevede che cosa? Allora, il menù abbiamo griglia mista, oppure chi vuole solo la costa, oppure chi vuole solo la salsiccia. Abbiamo i cevapcic, sì, tipici piatti della tradizione friulana. Abbiamo anche il frico e poi abbiamo dei primi, delle crespelle preparate dalla Laura, la polenta, insomma di tutto un po', via. Quant'è che collabori? Sono circa 20 anni. Ed è un evento che è cresciuto nel tempo. Sì, la Proloco qua, questa manifestazione ha una quarantina d'anni circa. Come ripeto, io sono qua da 20 anni, ma in 20 anni ho visto un ampliarsi della manifestazione, insomma. C'è sempre un riscontro sempre più positivo di gente. Allora, io ti ringrazio, io vorrei chiudere con le immagini del nostro Gian Domenico qui fuori. Vogliamo mostrarvi a quest'ora la fila alla festa di Valle Sofumbergo, che dimensioni ha raggiunto, e vogliamo proprio chiudere con questa immagine, che è una immagine vincente della Proloco più piccola d'Italia, che fa cose veramente grandi. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e ovviamente dico forza udinese, e grazie al supporto tecnico del nostro Gian Domenico Ricci chiudiamo con l'immagine di questa gente in fila che pazientemente aspetta di prendere possesso di queste delizie.